Tutti i colori del Covid. La Pasqua è rossa, come il cielo quando il sole cade dietro l'orizzonte. Tramontano le feste, anche quest'anno schiacciate dalle clausure imposte dalla pandemia. Rosso il Veneto, rosso come il crepuscolo dell'alba, speranze come profumi di una nuova stagione. Ci sono segni vaghi, segni incoraggianti. Purtroppo la curva dei contagi continua a crescere, ma meno velocemente dell'ultima ondata. I vaccini restano l'orizzonte più vicino, più nitido per uscire dalla nottata della pandemia. Il sistema regge, funziona, ma non può andare avanti senza essere alimentato da nuove forniture. Solo ieri è stato toccato il picco massimo, sono state inoculate oltre 35.000 dosi, ma nei prossimi giorni il ritmo delle vaccinazioni è destinato a rallentare, il motore a spegnersi, c'è bisogno urgente di rifornimenti. Io credo, insomma, dalla riunione che abbiamo fatto questa mattina con i direttori generali, in cui abbiamo fatto il punto della situazione, che riusciremo probabilmente ancora forse oggi a avere un trend importante domani, però poi la macchina probabilmente si fermerà, perché ci sono alcune situazioni in cui dovranno fermare anche le convocazioni fatte per gli over 80 perché non abbiamo vaccini a sufficienza. Intanto da domani prende il via il nuovo portale regionale per le prenotazioni. Si può prenotare la prenotazione sarà riservata in questa prima fase, insomma in questi giorni, per la conclusione degli over 80, per i soggetti fragili, quindi malattie respiratorie, malattie cardiocircolatorie, piuttosto che malattie neurologiche, insomma patologie, scusate, di questo tipo, e i soggetti disabili.